Il parroco della parrocchia di San Lorenzo di Albignasego ha scritto ai genitori del Centro per l'Infanzia che hanno chiesto le sue dimissioni per aver ospitato in canonica Francesco Saviane, 37enne, ex professore di religione accusato di aver abusato di 7 minorenni e per averlo assunto come segretario dell'asilo. Nella lettera Don Cesare conferma quello che già l'avvocato del 37enne aveva anticipato al termine dell'interrogatorio davanti al giudice in tribunale, ovvero che Saviane in queste ore ha lasciato la canonica per un altro luogo dove rimanere agli arresti domiciliari. La vicenda dell'ex professore di religione accusato di abusi sessuali nei confronti di ragazze e ragazzi minorenni ha travolto la parrocchia di San Lorenzo, scossa e addolorata. I genitori dei bambini che frequentano il nido e la scuola dell'infanzia Carlo Oliviero hanno lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni dell'attuale direttivo del centro dell'infanzia. Sono già più di 400 le firme raccolte. Nella bufera anche una suora, oltre al parroco Don Cesare, che contro le disposizioni della diocesi ospitava in canonica Francesco Saviane dal 2023, periodo nel quale era stato allontanato dall'insegnamento della religione nell'istituto Barbarigo, dove erano scattate le prime segnalazioni dei presunti abusi. Nella petizione i genitori chiedono l'allontanamento del parroco e della suora dagli incarichi gestionali, un chiarimento ufficiale e l'attivazione di procedure a tutela dei minori. Nella lettera inviata nelle scorse ore alle famiglie, il parroco spiega che l'ex professore di religione non ha mai avuto ruoli educativi all'interno dell'asilo ed è stato già licenziato, ma invita anche alla prudenza di fronte al cieco sospetto.